Di salute e della salute di chi deve affrontare i problemi con la sclerosi multipla. Gaia Rau. Pianificare e intraprendere una gravidanza con e nonostante la sclerosi multipla, una scelta sempre più comune fra tante donne costrette a convivere con questa malattia che colpisce prevalentemente pazienti di genere femminile di giovane età, fra i 20 e i 40 anni. Un percorso non sempre lineare, ma possibile grazie ai progressi della ricerca e a una moderna visione della medicina di genere. Quando io ho iniziato a occuparmi di sclerosi multipla, la gravidanza veniva considerata quasi un problema, mentre invece adesso assolutamente l'avanzamento della ricerca e anche le terapie che abbiamo a disposizione permettono di programmarle e permettono di portarle avanti in una maniera assolutamente naturale. Raccogliere esperienze di diagnosi e terapie di medici internisti, neurologi e ginecologi è l'obiettivo del convegno Impatto della gravidanza sul sistema immunitario organizzato dal Centro regionale sulla sclerosi multipla in collaborazione con Università e ASL di Cagliari e in corso fino a stasera al convento di San Giuseppe. È un'occasione di incontro importante perché punta tutto sulla multidisciplinarietà nella gestione della donna con sclerosi multipla e soprattutto nella donna che voglia affacciarsi a un iter di gravidanza. È importante tracciare un percorso e per questo è di certo centrale il neurologo che si occupa appunto della donna con sclerosi multipla, ma è importante una fitta interazione con i ginecologi.